Questo è il secondo Capodanno che si viene organizzato qua in piazza. L'anno scorso è stato un anno zero, tanto per vedere come andava, la gente si è visto che rispondeva, quindi quest'anno l'abbiamo fatto un po' meglio, è il primo anno praticamente dopo l'anno di prova. La gente anche questa sera, soprattutto questa sera, è presente, lo è stata anche nei giorni scorsi e quindi noi siamo contenti di essere riusciti a dare un evento di una certa importanza alla città. E ho visto questa sera, ho già fatto il giro in diversi altri posti, compreso il Teatro da Ponte, pieno all'inverosimile. Ci sono altre attività in questo momento in corso, ho appena finito di fare il giro e la gente risponde, la città risponde, per cui noi amministratori non possiamo che esserne soddisfatti, contenti. Vittoriesi in piazza, tutti felici, allegri, tanta gente. Vittorio Veneto che finalmente quest'anno si è rianimata e speriamo continui così. Una bellissima serata di felicità, a noi non può che far tantissimo piacere per questo. Un ringraziamento va a Ascom, Confartigianato e alla Proloco di Vittorio Veneto che hanno contribuito a tutto ciò. Naturalmente questa è una serata di auguri e tutti ce li facciamo uno con l'altro. Cos'è che si augura a Capodanno? Si augura che l'anno nuovo sia migliore di quello appena trascorso. Si può, certo che si può, però siccome le cose non avvengono a caso, perché il 2020 sia migliore del 2019 dobbiamo impegnarci tutti. Di più è un po' difficile perché il tempo finisce, le giornate sono di 24 ore e tutti siamo già impegnati, dobbiamo farlo meglio, lavorare meglio, progettare meglio, realizzare meglio, pensare meglio. Se lo facciamo tutti assieme chiaramente sarà certo che il 2020 sarà migliore del 2019.